Oggi il Liceo Politi in un'interessante iniziativa dedicata alle lingue estere. Sì, una giornata di restituzione di lavori svolti, portati avanti in classe da un gruppo numeroso di alunni della scuola, guidati dai docenti del Dipartimento di Lingua Straniera, che all'inizio dell'anno hanno immediatamente individuato nella Giornata Europea delle Lingue, pur essendoci arrivati con qualche giorno di ritardo, viste le condizioni meteo, che appunto nella giornata delle lingue offrono l'occasione di riflettere sulla immensa ricchezza del patrimonio linguistico di ciascun paese, su come si possano, conoscendo le tradizioni, gli usi, i costumi, gli inni degli altri popoli, abbattere realmente le barriere e ci si possa arricchire anche delle tradizioni degli altri paesi. L'aspetto più importante della manifestazione di oggi è stato quel protagonismo dei ragazzi che si realizza attraverso rappresentazioni artistiche, sia nella musica, sia nella danza, sia nello sport, sia nella costruzione di prodotti attraverso materiali di riciclo. Ecco, la scuola che diventa il luogo dove creare, dove potersi esprimere attraverso il linguaggio del corpo, la voce, far conoscere anche le proprie abilità nel suonare uno strumento. Abbiamo vissuto un momento che sicuramente fa bene a ciascuno di noi, perché poi si ritorna al lavoro consueto con uno spirito diverso, confortati dal fatto che i ragazzi sono davvero bravi, bisogna soltanto scoprirne il talento. Il Liceo Politi è oggi in un'interessante iniziativa dedicata alla Giornata Europea delle Lingue. Avete fatto una bella manifestazione. Sì, oggi in occasione della Giornata Europea delle Lingue che in verità ricorreva il 26 settembre scorso, noi abbiamo voluto aprire proprio le porte delle nostre aule, i cancelli della nostra scuola all'Europa. Infatti la nostra iniziativa portava proprio come titolo Let's Celebrate Europe e abbiamo anche voluto in questa occasione dare un messaggio forte sia all'inizio che alla fine, un inno alla fratellanza, all'universalità e alla pace. L'internazionalizzazione è al centro del nostro curriculum educativo perché sono tante le iniziative che il Dipartimento di Lingue Straniere dedica proprio alla promozione e allo sviluppo delle competenze in lingua straniera, inglese e francese. I ragazzi sono stati guidati fin dalle prime settimane di scuola a utilizzare materiali di riciclo e a creare delle bancarelle rappresentative dei vari paesi europei, realizzando monumenti, ricordando le tradizioni, gli usi e costumi. Quindi non sono mancati i momenti espositivi uniti a quelli anche dell'espressività della danza o il messaggio attraverso l'inno d'Italia, l'inno d'Europa. Tutti i materiali sono stati esposti e abbiamo voluto condividere questa iniziativa con le classi terze medie della scuola Agrigento Centro, di cui ringraziamo la dirigente, che hanno così condiviso questo messaggio oggi con noi, questo inno all'Europa.